Siamo con il senatore del Partito Democratico Felice Casson. La manifestazione di oggi coincide anche con un momento particolare della vita politica del Paese. Si parla molto in questi giorni di giustizia, si parla molto di correttezza istituzionale. Proprio ieri il Presidente della Repubblica ha dichiarato irricevibile il decreto sul federalismo approvato dal Consiglio dei Ministri. Cosa si deve fare per ripristinare la legalità anche da parte di chi è chiamato a governare questo Paese? Io direi una cosa estremamente semplice e forse anche banale, cioè che bisogna rispettare le leggi e in particolare la Costituzione. Abbiamo visto ieri che col federalismo questo governo è stato bloccato dal Presidente della Repubblica per un motivo semplicissimo, perché una legge sul cosiddetto federalismo nega in partenza i principi stessi del federalismo e da un punto di vista pratico leva autonomia ai territori e costerà sicuramente di più ai cittadini. Quindi andando avanti di questo passo non si può andare da nessuna parte. In più, oltre al problema della giustizia, il problema dell'etica, che non esistono per questo governo e neanche per questa maggioranza, che continuano a difendere cose indifendibili. A questo va aggiunto quello che è il problema fondamentale, cioè la situazione del lavoro nel duplice aspetto dipendenti e imprenditori, la questione occupazionale che è sempre più grave e quindi su questo il governo si dovrebbe confrontare. Non ne ha alcuna intenzione, noi vediamo in Parlamento che non si fa praticamente più nulla ed è una cosa perfino drammatica, raccapricciante, vuol dire che non hanno idee, non hanno nessuna progettazione. Vivono alla giornata per salvare Berlusconi dai suoi processi. Non si può continuare così. Sul caso Ruby è una battuta secca. Ma io direi che noi dobbiamo fare politica e non pensare ai processi. I processi lasciamoli fare ai magistrati, seguiranno il loro corso. Io direi che al di là della questione giudiziaria e penale c'è un problema di etica, di comportamento, di pulizia nelle istituzioni e in questo caso non c'è. Ma ora, se noi sappiamo tutti che Berlusconi è così, noi ci dobbiamo preoccupare per i suoi politici e soprattutto per le donne in politica che lo difendono e che non capiscono che così si va alla distruzione di una società, alla distruzione di un'etica. Noi dobbiamo proporre un modello alternativo, crederci e farci capire da tutti gli italiani.